le scarpe giuste per la scampagnata. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, oggi siamo diretti a Bitti. È iniziata Autonoia in Barbagia! Esatto, stiamo andando soltanto per mangiare, come sempre. La macchina l'abbiamo parcheggiata fuori dal paese perché, come potete vedere, c'è qualche automobilista nervoso. E ora chiediamo alla vigilessa come funziona e ci faremo consigliare. Ci è stato appena detto Di di proseguire dritti una bella passeggiata. Iniziamo a sentire i cantori. Comunque è un orario buono, sono le 2 e 1 minuto. 2. Si sta bene, un bel freschino. Amici di vadaviverinsardegna.com, questa domenica di settembre fresca ci ha portati nella zona di Bitti. Ci troviamo al complesso nuragico Romanzesu. Questa è, diciamo, la mappa che ci è stata consegnata da una guida gentilissima, tra l'altro. L'ingresso ci è costato 8 euro. 8 euro, quindi 4 euro a testa. Immersi nella natura e qui si respira profumo di storia. Stiamo parlando Di 7 ettari di complesso nuragico. e soprattutto una struttura che risale al IX secolo a.C. Ah. Sì. Siamo in piena età nuragica. Lo stavo leggendo questo libro che parla di miti, leggende, storia della Sardegna, sul quale si evince che effettivamente tutte le strutture nuragiche hanno scopi differenti secondo gli studiosi, quindi non è proprio certo tutto ciò che leggiamo nelle guide. Lo scopo dei nuraghe non è 100% conosciuto. Esattamente, ok? non è conosciuto al 100%. Perché? Perché poteva avere un ruolo militare, un ruolo di culto o semplicemente un ruolo residenziale. Questa probabilmente era una capanna, non credo che questo sia il legno originale, però insomma la forma doveva essere questa. Sì, il legno originale con i chiodi. Sì, questi sono i chiodi dell'era nuragica. Qui credo ci fosse un altro tempio dalla forma rettangolare. Ho appena raspato le scarpe, porca. Ecco qua. Ok, non venite mai con noi perché Non siamo ci bravi. incasiniamo facilmente, però voglio andare lassù. Bellissimo, e qui c'è una vista mozzafiato, solo alberi. E sono salito per te. Va bene. Voglio capire come sono state messe queste. Queste pietre. Si pensa in alcune circostanze che la Sardegna fosse popolata anche da esseri umani giganti con altezze anche superiori ai 3 metri che potessero spostare massi di queste dimensioni. Ti immagini che per Come- 10 uomini così grandi è come se io alzassi questa. No, non è così. In E realtà queste le non è mangiano così. gli scoiattoli. Cosa c'entra con gli scoiattoli? Quindi insomma ragazzi, bisogna essere anche un po' scettici. In pratica, dovete mandare i selfie
Cioè i selfie con i giganti. Allora che credo. Posso spegnere? Sì, credo. Siamo arrivati al parcheggio. Ragazzi, finisce qui la nostra avventura all'area archeologica Romanzisu. Andiamo a raccogliere le more. Siamo sempre a bordo della nostra Smart. Dici che c'è troppa velocità? Sì, io direi che dovresti rallentare perché siamo in una strada da 5 km/h, tu stai passando a 50. Potrebbe uscire un asino, no? Peraltro. La baga. Le scarpe giuste per la scampagnata. E adesso? E poi c'è pure le spine, mi sono fatta un bel male. Così impari.